Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, una splendida giornata oggi qui da noi e devo dire che in Riviera c'è ancora qualcuno che va in spiaggia, beati loro. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, che tra l'altro è anche vice segretario ligure della Lega. Ciao Ale, ci sei? Buongiorno Fabrizio, ci sono, buongiorno a te e a tutti gli amici che sono in ascolto. Dove ti trovi in questo momento, Alessio? Sono in ufficio qua che sto per iniziare un incontro con un po' di esponenti del mondo produttivo. Benissimo, sempre al lavoro. Ecco, però io so che tu hai lavorato moltissimo anche per le elezioni della città metropolitana di Genova che si sono svolte lo scorso fine settimana. Un ottimo risultato da parte della Lega, 3 consiglieri eletti diciamo un pareggio per quanto riguarda diciamo la competizione fra i due schieramenti di centro-sinistra e di centro-destra. Quindi mi sembra, facendo un minimo di analisi, una sintetica analisi politica, che Silvia Salis, l'effetto Silvia Salis non convince e la provincia di Genova non è di sinistra. Sì, è proprio così e questo è stato un risultato che abbiamo accolto con grande positività e al quale abbiamo lavorato molto, proprio perché dopo le elezioni amministrative della città di Genova in qualche modo qualcuno era convinto che tutto il contesto territoriale si fosse orientato nei confronti del campo largo e soprattutto che il peso ponderale dei 25 consiglieri comunali genovesi di maggioranza potesse compromettere, potesse orientare in maniera decisiva la composizione anche del Consiglio metropolitano. Il territorio invece ha risposto e nonostante quindi il fatto che dal centro-sinistra partissero con un grande vantaggio, l'elezione dei 18 consiglieri metropolitani è finita con un 9-9 e quindi abbiamo dimostrato che in realtà gli amministratori del territorio della provincia non si ritrovano e non si riconoscono in questa proposta, nella proposta di governo portata avanti dalla sindaco Salis e dalla compagine che compone la sua maggioranza. Ora sarà appunto interessante vedere che tipo di azioni e di scelte ne conseguiranno. In questo devo dire con un po' di soddisfazione, grazie ai nostri candidati, all'apporto del segretario provinciale genovese, di quello del Tigullio e dei contatti, delle relazioni anche personali che abbiamo con molti amministratori. Noi abbiamo portato sui nostri candidati un appeal considerevole, sostanzialmente abbiamo dei 9 consiglieri, come dicevo, 3 sono della Lega, quindi ci siamo affermati come di fatto primo partito della coalizione di centrodestra nell'ambito poi della rappresentanza all'interno del metropolitano. Ecco, quindi il gruppo della Lega è il maggiore per quanto riguarda il centrodestra. Ricordiamo che il sindaco della città metropolitana è di diritto il sindaco di Genova, ossia in questo momento Silvia Salis, che sarà un po'
l'ago della bilancia su questa traballante maggioranza del centro-sinistra, però Alessio Piana in queste passate settimane è andato molto sui territori, molte volte in comuni piccolissimi, paesi quasi sperduti anche dell'entroterra genovese. Ecco, volevo un po' chiederti, tu che hai tastato di persona il polso, com'è il polso della situazione? Ecco, Ma io ho trovato realtà molto motivate, amministratori locali impegnatissimi a fare in modo che il proprio contesto territoriale possa essere rivitalizzato, che hanno apprezzato il lavoro che è stato portato avanti in quest'ultimo anno sotto la guida del presidente Bucci, di grande attenzione nei confronti dei comuni dell'entroterra. Abbiamo fatto norme specifiche, bandi dedicati proprio anche finalizzati al radicamento di nuove attività economiche, artigianali, commerciali. Ancora oggi, proprio pomeriggio in giunta, porteremo delle linee di indirizzo che prevedono su tutti i bandi che verranno emanati dall'amministrazione comunque l'obbligo dell'inserimento di una premialità a tutto ciò che si svilupperà nell'ambito dell'entroterra. E questa azione, questa volontà, questo nostro pensiero è un qualche cosa che viene percepito, che viene riconosciuto e viene apprezzato, e quindi credo che insomma anche da quei contesti territoriali che magari numericamente sono poco rilevanti, ma sono invece importantissimi proprio per la tenuta socio-economica e per il presidio territoriale, che da sempre è una delle bandiere del nostro movimento politico, possano in qualche modo rappresentare e riconoscere anche nei nostri amministratori quel riferimento finalizzato a traguardare questi obiettivi. Allora, abbiamo ancora un minuto con te, una battuta, una riflessione all'accordo di Gaza questa mattina firmato proprio poco fa ufficialmente in Egitto alle 11:07 mi sembra, tra israeliani e Hamas. Grazie al proficuo lavoro e al grande impegno del presidente statunitense Donald Trump, uomo di pace. Ecco, però è successa una cosa veramente brutta martedì 7 ottobre in Consiglio regionale qui a Genova. Insomma, la sinistra durante il minuto di silenzio si è alzata e se n'è andata via dall'aula. Ecco, sono cose veramente spiacevoli, peraltro la comunicazione e il momento di cordoglio che partiva proprio dal ricordo dei 2 anni di anniversario della strage che si è svolta in Israele, teneva conto anche di ciò che è successo nei 2 anni successivi, della guerra in atto e delle grandi sofferenze subite dal popolo palestinese. Quindi era un testo molto equilibrato che richiamava, diciamo, l'aula tutta a dare un segnale di solidarietà, di vigilanza e di speranza per la pace. Un'ennesima brutta l'occasione persa da parte di alcuni rappresentanti di alcune forze politiche, per fortuna non tutte, qualcuna anche a sinistra invece ha colto e è rimasto in aula. Non voglio commentare, voglio oggi, in occasione appunto di questa tregua storica che è stata siglata, come ricordavi, auspicare che davvero si possa sempre di più consolidare questa situazione di equilibrio e di pace, non soltanto sulla striscia ma anche negli altri conflitti importanti che stanno interessando da troppo tempo altri territori. Mi riferisco in particolare al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, e quindi mi auguro che da questa giornata, dal grande lavoro di diplomazia, dal grande apporto che dagli Stati Uniti è arrivato, ma che ha saputo coinvolgere, diciamo, poi l'Europa, ha saputo coinvolgere i paesi arabi e tutti i soggetti che in qualche modo hanno contribuito ad arrivare a questo punto di equilibrio, si possa ritrovare anche una via per la diplomazia che in maniera robusta e rafforzata possa traguardare la pace anche in altri contesti territoriali.
Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Alessio. Buon lavoro a voi, arrivederci. Grazie ancora al nostro consigliere delegato allo sviluppo economico in Regione Liguria, Alessio Piana, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Sentiamo se Armando è già in linea. Ciao Armando, ci sei? Ciao Fabrizio e un saluto ai vostri radioascoltatori. Buongiorno, hai appena finito commissione regionale? Dove sì, ti diciamo, trovi? essendo membro della commissione quarta e presidente della commissione terza, oggi è una giornata di commissione. Diciamo che il nostro lavoro parte anche attraverso un importante lavoro all'interno delle commissioni stesse. Giornata impegnativa. Ascolta, allora, volevo un attimino proseguire il tema del giorno, l'accordo storico su Gaza, grazie al proficuo lavoro e al grande impegno del presidente statunitense Donald Trump, che a questo punto, anche secondo me, meriterebbe il Nobel per la pace. Sei d'accordo, Armando? Ma diciamo che oggi questo accordo di questa notte, che sicuramente ci vede non soltanto felici per un presupposto fondamentale che è la pace e di far terminare queste dinamiche di guerra, queste atroci situazioni che stiamo osservando soprattutto nell'ambito dei civili, ma questo evidenzia un fattore importante che noi del centrodestra andiamo gridando ormai da settimane, che devono essere gli organi preposti a creare le condizioni e i tavoli di pace. Non possono essere delle flottiglie che decidono di propria sponta di pensare di sostituirsi a quel potere giuridico, a quel potere istituzionale riconosciuto da trattati e da accordi di stati che tra l'altro da decenni si muovono su questo filone, per cui si dimostra sempre di più come la demagogia politica porta a nulla, anzi abbiamo visto che ha aumentato le tensioni nei vari stati, prevalentemente in Italia, dove si è innescato un clima di odio e paradossalmente abbiamo visto anche la follia di Landini che ha pensato di cavalcare questo aspetto. Quindi Trump, a mio avviso, arrivando al dettaglio, insieme ai suoi collaboratori e probabilmente a diversi anche capi di Stato, è arrivato a far siglare un accordo che speriamo che rimanga tale. Sulla questione del premio Nobel, io personalmente andrei un po' cauto per il semplice fatto che se ognuno di noi esercita le proprie funzioni, poi se queste funzioni portano alla pace si valuterà in un secondo tempo se queste devono essere premiate o se rientrano nell'ottica delle proprie funzioni. Ecco, senti, con Alessio avevamo accennato il gravissimo fatto che è successo purtroppo l'altro giorno in Consiglio regionale qui a Genova, martedì 7 ottobre, durante il minuto di silenzio per le vittime israeliane e per gli ostaggi catturati e poi anche uccisi dai terroristi palestinesi di Hamas, la sinistra si è alzata ed è uscita dall'aula. Ecco, tra l'altro devo dire per onore di cronaca che a differenza di quanto è accaduto in comune a Genova, dove invece il minuto di silenzio è stato osservato da tutte le forze politiche. Ecco, volevo un po' un commento da te su questo fatto che è successo in Regione. Sì, diciamo che questo fatto che è accaduto martedì è lo specchio di quello che abbiamo assistito nella dinamica della flottiglia, cioè quando per forza bisogna strumentalizzare sotto il profilo politico il colore di una vittima, per cui una doppia morale. Le vittime che abbiamo assistito nella guerra di Gaza sono diverse alle guerre in Africa, sono diverse alle guerre in Siria, sono diverse alle guerre in Ucraina. Quindi in realtà martedì cos'è accaduto? Che su una proposta del Presidente del Consiglio, che tra l'altro nel contenuto era anche equilibrata perché non prendeva le parti di nessuno, ma ricordava una data che 2 anni fa ha scosso ovviamente le coscienze, perché se uno si va a rivedere i video
di quello che è stata quella carneficina, quella mattanza e soprattutto di vittime che quel giorno ovviamente volevano festeggiare in modo sereno quello che erano le dinamiche degli organizzatori, ci siamo trovati invece a un atto terroristico. E quindi la sorpresa che buona parte della minoranza è uscita fuori dall'aula, e poi si è innescata una polemica, direi inutile, per un'ora e mezza, dove ha evidenziato che, mancando i contenuti di difesa da parte della minoranza del perché non volessero votare, alla fine i cittadini a casa hanno appreso che questa perdita di tempo non era soltanto una questione demagogica, ma che spostava dalla qualità e delle competenze dei consiglieri regionali rispetto invece a una sensibilità indispensabile per tutte le vittime, in questo caso una ricorrenza di 2 anni da quel fattaccio del 7 di ottobre. Allora, tu hai detto una cosa giustissima, non esistono vittime di serie A e di serie B, non esistono bambini vittime di serie A e di serie B, sono uguali quelli israeliani e quelli palestinesi, un concetto che ha ribadito tra l'altro anche il nostro capogruppo Sara Foscolo durante il suo intervento in aula. Diciamo un po' queste polemiche qui a Genova e Liguria si sono protratte anche perché c'è stato l'incontro fra il sindaco di Genova, Silvia Salis, e la relatrice dell'ONU pro-palestinesi Francesca Albanese, che è stata appunto accolta calorosamente addirittura da Silvia Salis. Ecco, una mossa, un atto politico di Salis che diciamo verso l'estrema sinistra, insomma, quasi come se a Tussi ci fosse un collettivo antagonista. Poteva evitarsela, ecco, ricordiamo, è inutile che io ricordi Albanese, insomma, ha detto che bisogna capire i terroristi, ha detto che Liliana Segre non è lucida, insomma ha detto che il piano di pace di Trump è una trappola, insomma tutte cose che non fanno bene né alla nostra democrazia, ai nostri valori costituzionali, e né tantomeno al popolo palestinese, che oggi festeggia infatti nella striscia di Gaza la tregua e l'accordo grazie a Trump, proprio a Trump. Certo, diciamo, parto con una battuta simpatica quando penso ad Albanese, penso ad Antonio Albanese, che almeno coerentemente fa l'attore e quindi esercita le sue funzioni. Io credo, come dice il nostro Vannacci Roberto, qua stiamo vivendo un mondo al contrario. È come se io domani mattina pensassi di essere un rappresentante della NATO, solo perché l'Italia è nel perimetro geografico di pertinenza della NATO, quindi mi sentirei autorizzato di andare in giro per l'Italia a fare comizi pro NATO. E invece si dimostra sempre di più un paese che rincorre, strumentalmente, chi in quel momento diventa utile farlo diventare un simbolo. Abbiamo visto cosa era accaduto con l'europarlamentare Salis, che a un certo punto inneggiava alla questione dell'occupazione delle case. Oggi ci troviamo con un altro fenomeno mediatico che sfrutta questa popolarità per cercare di spiegare ai tanti il suo punto di vista, che però non è il nostro punto di vista come cultura e come territorio. Per cui credo che quando città come Genova, che hanno da sempre una storia di migrazione, di portualità, che dovrebbe essere un luogo, diciamo, dove la democrazia, dove il senso civico dovrebbe essere prevalente, credo che sia stato fuori luogo, almeno in questa fase storica, prendere le parti di qualcheduno, perché noi non siamo a favore o contro qualcheduno nella nostra visione. Noi siamo per le cose normali, per le cose corrette, per prendere atto che Hamas palesemente sono dei terroristi e che in questo momento, lo stavi citando tu, sta festeggiando, sono il popolo palestinese, che purtroppo ha preso schiaffi da una parte e dall'altra, perché fondamentalmente in questa dinamica sono palesemente le vittime.
E quindi credo che sia stato non soltanto impensabile, ma inopportuno questo incontro che c'è stato nella città di Genova. Tra l'altro volevo ricordare, perché me ne sono dimenticato prima, volevo enfatizzare il fatto che questo incontro pubblico Salis e Francesca Albanese si è tenuto a Genova proprio il 7 ottobre, anniversario certo, della strage. È una provocazione. Per cui, come c'è stata una sollevazione del centrodestra, della comunità ebraica, tra l'altro anche l'ex candidato sindaco di Genova del PD, Ariel dell'Ostrologo, che è un ebreo di religione ebraica, ha stigmatizzato questa cosa, perché la scelta della data veramente è stata una, secondo me, ributtante provocazione. Senti, abbiamo ancora però 2 minuti di tempo. In un periodo che di provocazioni non ce n'è di bisogno, perché in realtà la sta dimostrando che c'è bisogno di ricerca di pace, non di guerra. Esattamente. Senti, abbiamo ancora 2 minuti di tempo e volevo un po' passare, c'è stata questa notizia qua della corrispondenza, quindi volevo un po' parlare di questi fatti avvenuti a Genova e volevo parlare un po' del tuo territorio, dell'Imperiese, e cambiare pagina. Scusami se dedichiamo soltanto pochi minuti al tuo territorio. C'è il discorso dell'utilizzazione del materiale del ripascimento delle spiagge, per cui tu ti stai battendo moltissimo. Ecco, spiegaci un po' di cosa si tratta, Armando. Brevissimamente aggiorniamo, ne avevamo parlato che circa 6 mesi fa avevamo portato in Consiglio regionale l'adozione della legge per riutilizzo del materiale da scavo, per poterlo fare diventare ovviamente materiale idoneo ambientalmente per il ripascimento delle spiagge e di poter far prendere nei fiumi materiale lapidio in una filiera virtuosa, perché i comuni non hanno le risorse per ripulire i fiumi. In questi prossimi giorni inizieranno i sopralluoghi presso i comuni scelti come comune pilota per poter continuare in questa direzione. Nel frattempo, nelle approvazioni delle VAS, che sono le valutazioni ambientali strategiche regionali presentate da parte degli enti che dovranno eseguire le opere di scavo, nello specifico ANAS per l'Aurelia Bis ed altre realtà appaltatrici di queste opere, è stato inserito come prescrizione quello di poter riutilizzare i materiali idonei dopo le verifiche fatte anche in fase di predisposizione di gara direttamente sui territori, perché il risparmio della filiera produce sicuramente economia di scala. Benissimo, allora siamo proprio allo scadere, quasi mancano pochi secondi a mezzogiorno, quindi il tempo a nostra disposizione è terminato qui. Ringraziamo il nostro consigliere regionale Armando Biasi, che è presidente anche della terza commissione attività produttive. Gli auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Armando. Grazie, buon lavoro, grazie. Ciao. Grazie ancora ad Armando Biasi, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete ascoltato